Sono Alfio Calvagna, presidente del comitato regionale dell'INPS, e in questo ruolo sto svolgendo tutta un'azione di coordinamento dei vari comitati provinciali del Veneto in raccordo con la direzione regionale dell'istituto. Gli obiettivi che ci siamo posti per il 2020 è quello di avvicinare, aprire le porte, l'abbiamo definita così, dell'istituto al territorio, ai contesti socio-economici del territorio, al mondo dell'associazionismo, ai pensionati, ai lavoratori, alle imprese, alle istituzioni locali, così come l'istituzione regionale. È una sfida importante per rendere noto il grande lavoro che questo istituto svolge come istituto di welfare, il più grande istituto di welfare a livello europeo, in un contesto sociale ed economico come quello del Veneto in continuo e costante cambiamento. Sono sfide che la società veneta deve affrontare, che il mondo dell'impresa, così come le organizzazioni sindacali e datoriali, devono, saper cogliere. Questo è il nostro impegno per il futuro e l'azione che intendiamo portare avanti in un'ottica di confronto con tutte le parti economiche e sociali che nel territorio presidono la vita quotidiana. In merito alle problematiche anche di personale dell'INPS, come state risolvendo questa questione che ci sta molto a cuore? La carenza del personale presso le sedi INPS del Veneto purtroppo è cronica, risale a molti anni fa. Ultimamente, grazie ai concorsi effettuati ancora qualche tempo fa, sono arrivate 245 nuove leve che necessitano di una formazione, che necessitano di potersi inserire nei tempi. È una importante boccata di ossigeno che ha ridato fiato a sedi come quella di Treviso, come quella di Vicenza, Verona, che erano fortemente in ritardo sul piano degli organici, e questo poi ha le ricadute per la tenuta delle agenzie territoriali, degli sportelli dei punti INPS nel territorio. È una prima boccata di ossigeno che dovrà continuare sul 2020-2021 con i nuovi concorsi che l'Istituto sta predisponendo.